Buongiorno a tutti ragazzi, come potete leggere dal titolo, Madre Natura ci sta dando i segni, il punto di non ritorno è molto già avanzato, quindi già secondo alcuni scienziati saremo nel punto di non ritorno, cioè in effetti non si può tornare più indietro, cioè i guai li abbiamo fatti, quindi peggio per noi. In effetti un gruppo di scienziati ha valutato tutte queste cose che sono successe negli ultimi 2 mesi e ve le elenco che cosa hanno detto loro. Ciao King, la Groenlandia si sta sciogliendo. Uno dei polmoni più grandi del pianeta sta bruciando, l'Amazzonia. La Siberia sta ancora bruciando tuttora, ragazzi. L'Alaska continua a bruciare. L'Europa ha rotto i temperamenti, cioè le temperature, o troppo caldo o troppo freddo. È morto un ghiacciaio islandese, cioè è finito. Molti animali si stanno suicidando oppure sono disorientati. Quindi ci sono state tempeste in tutto il mondo, vento, fulmini, ma c'è stato inondazioni gravi in tanti luoghi del mondo. In Australia si sono battuti il record per l'autunno, l'ondata di caldo in Giappone ha ucciso persone e molti sono caduti in ospedale a causa dei colpi di calore, ma non credo, King. Molti animali stanno scappando dal caldo, quindi gli scienziati sono propensi a dire che questi sono proprio i segni del cambiamento climatico che è andato avanti e quindi ci sta questo punto di non ritorno, significa che l'uomo non può tornare sui propri passi, questo è il punto di non ritorno, cioè non possiamo più cambiare, diciamo, gli eventi, cioè abbiamo superato quel famoso punto immaginario che non doveva essere passato perché dopo non si può tornare indietro, cioè l'uomo ha distrutto con le sue mani tutto, dicono, sempre per questo scopo, soldi, 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 ha distrutto il pianeta Terra. Quindi tutto ciò che sta avvenendo negli ultimi 2 mesi, terremoti pure, eruzioni pure, quindi tutto gioca a sfavore delle condizioni climatiche. Un po' il pianeta, un po' ragazzi, parliamoci chiaro, ce l'abbiamo messa molto molto bene anche noi, quindi si è creato questo famoso punto di non ritorno, che è un punto immaginario, ragazzi, significa che passato quel punto, ragazzi, non si può tornare indietro, anche se ora incominciassimo a fare le brave persone, a non inquinare, forse, ma forse, non si è sicuri, potremmo aggiustare le cose, però se camminiamo al 100% giusti, cosa che io non credo mai riusciremo a fare. No, non sarà la fine del mondo nel senso letterale che da oggi e domani cioè l'uomo si estingue. Però gli scienziati sono propensi, ragazzi, purtroppo la scienza è brutta e bella allo stesso tempo, quindi dicono se continua così, ragazzi, per il 2070-2080 ci sarà l'estinzione dell'uomo, quindi a parte di tutti gli animali, poi. Quindi diciamo che non abbiamo tanta aspettativa di vita, a meno che non troviamo un pianeta dove andare, ragazzi. Quindi il problema è proprio questo, cercare un altro mondo perché questo qua, ragazzi, l'abbiamo distrutto. Ciao Danny. Ciao. No, stavamo parlando dei cambiamenti climatici e secondo gli scienziati, climatologi, sismologi e tutti questi scienziati che studiano il clima, terremoti e tutte diciamo queste persone qua pensano che oramai stiamo al famoso punto di non ritorno, cioè abbiamo superato il limite e quindi non si torna indietro, ragazzi.
significa che entro il 2080 la razza umana è destinata a estinzione. Quindi non credo che nel 2100, hanno detto gli scienziati, ci siano ancora forme di vita su questo pianeta. Penso un poco che relazione che hanno fatto questi. Purtroppo ci sono troppe cose che non vanno, ragazzi. I ghiacciai si stanno sciogliendo, l'ho detto già. Ci sono un sacco di cose che hanno detto, inondazioni, gli animali che non sanno più dove andare, un casino proprio, ragazzi. Questi hanno fatto proprio una relazione, la Siberia brucia, la Groenlandia si sta sciogliendo, l'Amazzonia sta bruciando, un ghiacciaio islandese è scomparso proprio, ragazzi. Gli animali si suicidano e sono disorientati. Quindi diciamo che, ragazzi, è un casino. In Australia si sono battuti i record dell'autunno. In Giappone sono morte persone per il caldo, ragazzi, e tante altre sono state ricoverate. Molti animali fuggono dal caldo, quindi le renne sono morte in Norvegia a causa del caldo. Un casino, ragazzi. Potrei stare tutta la giornata a dire tutti i guai che ci sono, che non la faremo mai. Tempeste in tutto il mondo, fulmini assurde, cose che non accadevano prima. Ci stava il maltempo, però adesso è un po' troppo, questo è il problema. Quindi tutto questo ha contribuito a questo famoso punto di non ritorno, che sarebbe il punto in cui l'uomo non può tornare sui propri, diciamo, sui propri passi. Cioè, anche se ora ci metteremo di fare plastica, inquinare e tutto il resto, forse riusciremo a salvarci. Ma siccome, ragazzi, sappiamo che ci sta l'interesse di tutte queste persone che pensano solo a Dio denaro, non ci sarà, quindi diciamo, come devo di spiegare, ragazzi, non potremo mai salvarci, questo è il problema. Non è che da domani tutti finiscono di prendere le auto. Sì, sì, lupus, sì, ma come ho detto io, come hanno detto anche gli scienziati, questi non è che si svegliano un giorno e dicono siamo alla fine, no, questi comunque studiano, calcolano, fanno. Poi gli scienziati si basano su fatti, non tipo la religione, che noi crediamo in Dio, allora anche se non l'abbiamo visto abbiamo fede e crediamo. No, loro si basano sui fatti, ragazzi. Loro quando dicono A è A e quando dicono B è B. Quindi qua non si tratta di avere fede o credere o cose, qui loro hanno un modello climatico. Le cose sono malissime, ragazzi, quindi stanno messe proprio male. Due Elena Falchi. Ciao Marcella, ciao. Quindi diciamo, ragazzi, che secondo questo gruppo di scienziati, che poi sono di varie nazionalità, non è che sono italiani, americani, sono tutte varie nazionalità, hanno fatto questa elaborazione e dicono che purtroppo siamo su una brutta strada, nel senso che se andrà avanti così non arriveremo né al 2080, cioè non ci sarà più niente sulla Terra, a parte la, la natura forse si salverà. Forse non essendoci più l'uomo, la natura ritornerà quella che era un tempo, forse. Qualche animale sopravviverà, ma l'uomo sicuramente no. Poi ragazzi, noi siamo un sacco sul pianeta, voi calcolate siamo 7-8 miliardi quando ne siamo. Il pianeta non ce la fa a mantenere 7-8 miliardi di persone. Quelli avevano detto addirittura che dovevano essere 500 milioni gli abitanti sulla Terra. Noi stiamo a 7 miliardi, ragazzi. Vedete quanti ce ne sono in più? Cioè, per quello che noi abbiamo da mangiare, le terre, acque, pesci e tutto quello che ci circonda che è alimentazione, ci dovrebbero stare sul pianeta 500 milioni di persone, non di più. Siamo 7 miliardi, ragazzi, fatevi il conto un po' a voi e vedete se quante ce ne stanno in più. Per salvarsi il mondo dovrebbe perdere 6 miliardi e mezzo di persone per vedere se si salva. Vabbè ragazzi, comunque
ho detto questo qua che l'ho trovato su una rivista scientifica americana, uno studio sul clima, ma non lo so, Elena, ti dico una bugia. E l'ho tradotta ed è uscita questa bella storia, diciamo, chiamiamolo così che è meglio, va. È uscito questo incubo di storia, chiamiamolo così che è meglio. Quindi ragazzi, sì, sì. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona giornata, buon appetito, chi fra poco mangerà e ci sentiamo più tardi sperando di fare qualche video un po' più positivo perché tra terremoti e cambiamenti climatici qua è proprio una cosa da depressione al massimo. Purtroppo io la devo fare perché la notizia comunque va data perché tutti devono sapere, tutti quanti devono essere consapevoli, quindi la notizia o bella o brutta va data. Quindi ragazzi, ciao a tutti e ci sentiamo più tardi.